La partita delle grandi navi si gioca sull'asse Venezia-Roma con un durissimo botta e risposta a distanza che vede schierati Comune e Regione da una parte e Ministero delle Infrastrutture dall'altra. Oggi il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha parlato dell'argomento nel corso di una diretta Facebook del suo ufficio, concentrandosi in particolare sull'ipotesi di un terminal a Marghera perorata nei giorni scorsi dalla sponda veneziana. Ecco i motivi della bocciatura da parte del Ministero. Primo, bisogna fare la bonifica, si tratta di un sito industriale, c'è stato un petrolchimico, c'è una raffineria. Secondo, c'è una navigazione promiscua, perché se porti le navi al porto di Marghera come nuovo porto crocieristico significa che devi passare dal canale dei petroli, significa che in questo momento passa una nave con migliaia di turisti sopra, una nave da crociera, e un istante dopo, poco dopo, passa o si incrociano o si sfiorano una nave, una petroliera. Immaginate voi se quella stessa Vale domenica fosse capitata in un sito industriale come quello, con le vicinanze di una petroliera, i rischi incredibili che avremmo corso. E ovviamente perché è un sito in cui c'è un rischio di attività industriali rilevanti. E sul progetto legato a Marghera, ecco cosa ha da dire il Ministro. Un'altra cosa che confuta poi quanto abbiamo sentito, gli attacchi che abbiamo subito e che ho subito, è che esiste già un progetto al Ministero in cui è sufficiente prendere e apporre una firma. Ecco, di tutti i documenti che abbiamo recuperato, esistono solo 2 paginette sul porto di Marghera, non c'è praticamente nulla, se non in queste 2 paginette dei dati interessanti che smentiscono totalmente le parole che avete sentito soprattutto dal sindaco di Venezia. Cioè lì è già tutto pronto, spostiamo tutto, l'indomani apriamo e portiamo fuori dal canale della Giudecca le grandi navi. Qua c'è scritto in quelle 2 paginette che deve essere costruito una nuova banchina, quindi non solo attività di bonifica in un sito industriale, ma la nuova banchina deve essere costruita ex novo. Infine si aprono 2 spiragli su altrettante destinazioni per la crocieristica. Quello che state vedendo su Chioggia e su San Nicolò sono i primi studi di fattibilità tecnico-economica che sono stati fatti negli ultimi anni. Intanto il titolare del Dicastero ha annunciato che presto sarà a Venezia per tirare le somme del concitato risico delle grandi navi. Toninelli ha infatti confermato che a breve salirà in laguna per visitare i siti proposti come soluzione alternativa al passaggio delle grandi navi sotto il naso del campanile di San Marco. La data non è ancora stata resa nota, anche se si parla della settimana prossima.